Amici bellissimi, io non lo so che lo facciamo a fare questo video, è un fatto mio, la simulazione, lo so che è tardi, voi non avrete manco il tempo di vedervela, che poi si va in campo, è già uscita la formazione, è confermata la formazione, quindi una chiacchiera, cominciamo, è cominciata già. Allora, quello che è successo è che praticamente il Parma ha perso col Como in casa, e il Cagliari ha perso con l'Udinese in casa. Ieri il Venezia un punticino lo ha fatto, di conseguenza se andiamo a vedere un attimo la classifica, il Torino, mamma mia, se andiamo a vedere un attimo la classifica, e per la zona retrocessione siamo tutti lì perché il Venezia rosicchia, poi dipenderà appunto da Lecce, ma insomma 26, quindi Empoli 25, Venezia 26, l'Empoli deve giocare ovviamente con la Lazio. Il Lecce, che non sappiamo contro chi deve giocare onestamente, e il Parma perde 32. Il Verona dovrebbe approfittare, speriamo di approfittare. A proposito, la live è pronta. Mentre ci facciamo la live nostra c'è anche una partita che non so se vi interessa seguire, potrebbe essere interessante, ne parliamo insieme. Quindi il Cagliari così, sì, uno può dire quello che vuole, è già salvo eccetera eccetera, sì, in teoria se pensiamo, però no, cioè quello che possiamo pensare salvo è il Genoa a 39, onestamente, però Cagliari, Parma, un punticino l'avrebbero dovuto fare oggi contro un Udinese che non ha niente da chiedere, contro un Como che non ha niente da chiedere. Adesso il Como si è tolto lo sfizio, però nel frattempo, di superare il Torino. Questo è quello che sta succedendo, e non è male, ecco, essere il 10° posto del Como. Ti metti da quella parte della classifica e dai una sensazione, dice, oh, vuoi vedere che posso essere io la nuova Atalanta, posso essere io una squadra impazzita che con le soldi a disposizione che hanno, con un'idea di gioco, con le idee anche di mercato, perché di Aula hanno preso loro, non hanno preso gli altri, e quindi il Como si è imposto e ha detto al Torino ciao, ha detto all'Udinese ciao, Genoa ed altre squadre importanti ciao, e quindi la classifica parla chiaro. Non c'è dubbio, io sto bene, siamo sereni, siamo serenissimi, dobbiamo fare il nostro dovere. La realtà è assolutamente quella, nel senso che di cosa vuoi parlare quando non possiamo pensare l'Inter adesso inciampa un'altra volta, oppure queste squadre sono già salve, quindi nessuno stenderà il tappeto rosso, ragazzi, ve lo dovete dimenticare. E quindi questo finale di campionato non fa altro che essere un finale di campionato avvincente, perché sarà vero, sarà tutto vero, e il Napoli dimostrerà o non dimostrerà di meritare, ma stiamo parlando dello scudetto, non stiamo parlando di una compartecipazione, di una qualificazione ad una coppa, stiamo parlando dello scudetto, il massimo che si può ottenere in un campionato. Quindi se devi avere il massimo devi dimostrare che vai dove devi andare, nelle squadre, partite difficili, tutto quello che vuoi tu, ma devi dimostrare di meritarlo per tue forze, non solo perché magari quell'altra ha finito di fare eccetera eccetera, perché con il Torino onestamente quella sensazione l'ho avuta, che non avessero posto grande resistenza sotto questo punto di vista, e che noi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, e così deve andare, devi fare quello che devi fare, perché non vinci lo scudetto con lo 0-0, non te lo puoi proprio permettere, assolutamente. Devi segnare, devi mantenere il risultato, devi difenderlo il risultato, magari devi raddoppiare, non dare possibilità agli avversari di dire gli avversari i punti li devono fare da qualche altra parte se gli servono punti per stare tranquilli, e non con noi. Si devono sentire che vabbè, qua no, è inutile che facciamo, che ci sbattiamo, possiamo provarci, ma assolutamente no. In altre notizie è uscito un nuovo nome di una nuova località, una nuova location per quanto riguarda il centro sportivo, è Succivo, da non confondere con Soccavo, perché Soccavo ci ricorda i tempi andati. Ma si parla di Succivo, e quindi la aggiungiamo ai nomi. Qualiana è fatta, ma questa volta la Piana è sicuramente fatta. Si va a Mondragone, si va a Casoria, cioè Succivo è il nuovo nome.
manca poco, noi lo sapremo, adesso è inutile fare polemiche oppure sarcasmo, niente, il 2 settembre noi vediamo la pietra messa a terra e quindi siamo pronti, non sappiamo ancora dove, perché ancora si viaggia in alto mare, siamo veramente con l'acqua al collo, perché ognuno dice un nome e poi prima o poi, quando uscirà il nome finale, qualcuno dirà pure avete visto, l'abbiamo indovinato noi, e quindi siamo noi, vi dovete fidare di noi quando si tratta di queste notizie qua. E quindi che vi posso dire più di questo? Non vi posso dire assolutamente niente. Che altro è successo? Che altro si può parlare? La formazione ovviamente è stata confermata, che è quella che sta giocando in questo momento la simulazione, quindi non c'è dubbio. L'aveva detto Conte, non ha bleffato, ha detto voi sapete tutto, quindi di che parliamo a fare? Olivera centrale con Spinazzola abbassato in difesa, Anguissa, Lobotka, McTominay e davanti Politano, Lukaku, Raspadori. Poi bisogna vedere come la scrive il Napoli, perché potrebbe essere scritta anche 3-5-2 di Lorenzo Rachmani e Olivera, quindi un Olivera un po' braccetto, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano. Letta così sarebbe Spinazzola a destra, ma la vedo difficile, con Politano a sinistra potrebbe essere un'idea folle, Lukaku, Raspadori in avanti. Oppure, se la vuoi leggere 4-3-3, è la solita cosa con Raspadori esterno sinistro, ma sarà qualcosa di non definito, non definibile, comunque ibrido. Dobbiamo vedere le posizioni medie, dobbiamo vedere dove il pallone andrà a cadere e ce ne accorgeremo subito. Io stacco, se no sto video lo posto dopo la partita. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate un like che poi vedete come finisce.